E questo cos'è? E questo qua è un registro fotografico di tutti i sistemi e fossori che sono stati impiegati per scavare, per manutenzionare i fondali della laguna. Questo è storico, è bellissimo, vedi? Vedi ancora, è prezioso, vedi? Questo è una documentazione. Quando hanno fatto la riva dell'impero, l'arginatura dei canali, sono sistemi antichi che valgono ancora adesso, anzi valgono a perfezionarsi. Vedi, ci sono dei reperti molto preziosi ai fini della idrografia, ai fini della idrografia lagunare e anche della geodesia, perché questi, vedi, della geodesia, guarda quanti, questi sono tutti reperti preziosi, nuovi, diversi, completi, che sono serviti. Questi sono serviti a determinare, a creare proprio le piante della laguna. E anche, per esempio, questo è prezioso, era tutto un rotame, lo hanno pazientemente mio figlio Andrea con l'architetto Viscontin di Murano, l'hanno restaurato. È un reperto. Da questi reperti antichi i giovani di fantasia prendono spunti. Guarda là, prendi il nome che c'è scritto, vedi? Idrometeorografo. Vedi? Belle tutte le indicazioni, i fili a piombo che indicano la verticale, utilissimi utilissimi in edilizia, ma sono determinanti per la navigazione marittima e aerea, perché a 90 gradi dalla verticale c'è l'orizzontale e l'orizzontale è quello che serve. Ma guarda, simpatico anche i barometri e i termometri, vedi là ai fini, vedi il barometro spagnolo di cartone, vedi che dura da secoli, e poi c'è il barometro, il termometro, tutto quello che serve a realizzare, a individuare. E funzionano tutti gli apparecchi, perché guai, e si possono toccare. Questo è il pregio del museo. È quello. Vedi che c'è anche la mia testa in gesso, fatta scolpitamente dal nostro scultore. Questo è l'aereo, solo che ora è proibito farlo nel porto. Comandante Falconi, cos'è questa statua? Questa statua è una che va sulla prua del Bucintoro. Siamo al terzo tentativo di realizzare questa barca storica, questo yacht, diciamo, storico, per merito del generale Paternò, di mio figlio Nicola Falconi, e speriamo che vada in porto, perché ci sono molti costi, richiede una tecnologia che si va perdendo. Comunque sarebbe un grande cosa di prestigio, di richiamo turistico poter realizzare questa barca. E quindi al primo tentativo, circa 30 anni fa, io credo che
Davino De Poli o qualcuno del primo tentativo di fare la barca l'abbia commissionato la statua, perché esistono già i piani, i disegni, i progetti di fare il Bucintoro. E allora adesso finalmente, per cominciare, pare che troviamo i soldi e gli sponsor. Il generale Paternò è andato con Nicola a Verona, a Vicenza, là dove è lo studio, a prendere la statua. Il miracolo è come hanno fatto a portarla dentro qua, non si sa. Comunque è qua, è venuta qua perché la gente lo possa ammirare, questo capolavoro, e perché qui ci sono le chiglie dei due tentativi andati a male della chiglia, ci sono le chiglie originali. E anch'io al secondo tentativo andai con Paternò, con Davino De Poli, nei dintorni di Roma a prendere il legname. Il legname poi del secondo tentativo fu offerto dall'attore francese Depardieu, l'ha regalato, hanno cominciato a farlo, impostata la chiglia, fatti i primi lavori e poi mancava la corrente elettrica, mancavano i macchinari, pare che il comune non l'abbia aiutato e è fallito. Ora stiamo facendo, anch'io mi entusiasmo un po' perché stiamo facendo il terzo tentativo e io ho avuto il piacere di essere sempre stato nominato primo comandante del Bucintoro, quindi ho lavorato abbastanza, ho pilotato tante navi e allora, come benemerito della portualità, quindi qua dell'iniziativa del Bucintoro, mi hanno sempre detto che sarei stato il primo comandante a muoverlo dopo il varo. Insomma, questo è un piacere. E poi adesso qui ci starà diversi mesi la statua qui, se non qualche anno. E quindi adesso i ragazzi vengono felici a vederlo, tutti vengono a vedere questa statua e provano emozione perché non se lo immaginavano che fosse così bella, così imponente. E arricchisce il museo, si capisce, arricchisce il museo e attira gente, perché poi al Lido non c'è niente di bello da vedere. Quindi questo museo pubblicizzato è anche un forte richiamo turistico. Tanto più che vedi quelle mappature là sono eccezionali. Nessuna altra regione, se non il Veneto, ha quella rappresentazione rigorosa, esatta, fatta dai miei figlioli Andrea e Nicola, e che poi tra l'altro tu ben sai che loro hanno anche scoperto il relitto della nave Marianna, cioè il famoso yacht a vapore, la prima nave a vela e a vapore dell'impero austro-ungarico. È fallita, è affondata qui fuori per un forte temporale da Bora, perché l'hanno fatta uscire in mare nonostante il parere contrario dei piloti e dei meteorologi. Ma allora Francesco Giuseppe, l'imperatore, era giovane e inesperto, ha insistito contro il parere dei marinai e così ha propagato un guaio. A che punto sono i lavori? No. L'interessante è che ci sia il progetto. Il progetto c'è, fatto da un architetto Scarpa, credo, un architetto navale, Scarpa di Pelestrina, e lui l'ha fatto. Poi c'è vedere se è conveniente realizzarlo con la carena tonda o carena quadra, come sono un po' le barche di Venezia, data la scarsità dei fondali, e poi dato anche per poter reggere a tutte le persone che vanno a bordo e poi che si portano da un lato all'altro, ai fini della stabilità, di modificare un po' la carena, oppure la carena è tonda, quella che è originale. Quindi si parte dai disegni, basta il legno e basta mettersi a lavorare, perché in una cittadina, credo a Brescia, c'è anche un signore che ha fatto già i remi, che sono lunghissimi, pesanti, quindi c'è qualcosa, basta coordinare, ma ci vogliono tanti soldi e soprattutto tanta volontà e tanto sentire marinaro. Ma questa caratteristica si è un po' perduta a Venezia.
E io con questo museo cerco di richiamare i giovani all'amore, tu di Estuario Nostro per la natura e io per la marineria, perché è vergognoso vedere la nostra laguna solcata da navi di bandiera straniera, magari navi costruite in Italia e che battono bandiera straniera. Ecco qui c'è un po' una riscossa marinara e anche agricola, perché vedi che il museo è tutto pieno di reperti agricoli, artistici, sculture, pittura. Hai visto che tutti gli oggetti esposti sono in uno scenario policromo di quadri dipinti dal pittore Vaccaro e da me en plein air e non in studio. Questo è il grande pregio.